Marco Mengoni, parole in circolo, ne approfitto per salutare Elisa, che tra l'altro ieri cantava proprio questa canzone. Buongiorno a tutti, chissà se ai miei ospiti piace. Marco Mengoni li conosciamo subito, però sicuramente so che loro sono degli intenditori di acqua. Sto parlando del dottor Rizzo Giuseppe e del dottor Fabio Fatuzzo, benvenuti, buona giornata, buongiorno. Buongiorno. Dell'Acoset, azienda molto molto importante che vogliamo ricordare e soprattutto parlare, insomma parliamo subito con loro di queste problematiche non solo riguardanti l'acqua. Ci sono stati dei problemi in alcuni comuni anche siciliani, di Catania specie, insomma San Giovanni la Punta eccetera, che state risolvendo. Certo, il nostro compito è quello di risolvere i problemi man mano che si pongono e quando è possibile anche di cercare di prevenirli. Quest'estate abbiamo avuto qualche problema così diffuso un po' in tutto il territorio, però molto meno degli anni precedenti. L'anno prossimo speriamo di avere ancora meno problemi. Ce lo auguriamo sicuramente, sono tanti i servizi che offrite, certo. Ci sono anche tantissime cose positive, ci sono dei nuovi sistemi tariffari tra l'altro per quanto riguarda l'acqua. Ne vogliamo parlare che sicuramente i nostri amici in ascolto saranno molto interessati. Brevemente voglio chiarire una cosa, l'Acoset gestisce un territorio che è immenso, diciamo, proporzionalmente agli altri gestori dei servizi idrici, va da Magnace fino ad Aci Sant'Antonio, sono circa 100.000 utenze e che con una rete di svariate migliaia di chilometri, per cui di servizi possono verificarsi, cura nostra andarle a riparare quando succede qualcosa o comunque consentire che gli utenti abbiano sempre una fornitura d'acqua costante. Ovviamente Acoset vende acqua, fornisce acqua per uso esclusivamente umano. Lei si rende conto però che con piscine, prati e tutto quanto il fabbisogno, diciamo, sufficiente viene a calare perché l'uso che se ne fa è diverso da quello potabile. Certo. Ma per quanto riguarda invece, c'è moltissima gente che soprattutto in questo periodo in crisi e parla di risparmi eccetera. Ci sono dei risparmi ultimamente? Sì, i risparmi ovviamente, intanto bisogna dire questo, che la legge prevede che bisogna recuperare tutti i costi che servono per mantenere l'inefficienza del servizio. Per cui il principio è full recovery cost, quindi pieno recupero dei costi. Alla luce di tutto questo noi altri abbiamo sempre, diciamo, impostato la nostra politica tariffaria. Ultimamente, sulla base anche delle richieste dei sindaci soci, abbiamo rivisto le tariffe e abbiamo abbassato quelle che sono, diciamo, le tariffe dei consumi, diciamo, dei bassi consumi. Quali sono in linea di massima queste tariffe? Le tariffe vanno da 0,50 proprio per la tariffa base, quella a basso consumo, per arrivare fino a 2,30, 2,50 per quelle, diciamo, per chi consuma 1.200-500 metri cubi di acqua al trimestre. Però è chiaro che in quest'ultimo caso ci troviamo non di fronte a diciamo, famiglie povere o famiglie di cui bisogna tenere in considerazione la scarsa diciamo, o potenzialità economica, ma piuttosto famiglie che hanno una maggiore capacità economica, come tali, insomma, debbono diciamo, affrontare le maggiori esigenze con maggiori spese. Però per quelle che sono per le famiglie monoreddito, per le famiglie unifamiliari composte non solo da una sola persona, cioè per coloro i quali consumano fino a 32 metri cubi all'anno, noi abbiamo istituito una tariffa molto agevolata a 0,50 che proprio si sfiora il costo, diciamo, dell'acqua che noi altri quando noi l'acquistiamo dai privati. Poi c'è una tariffa agevolata che è a 0,67, poi le tariffe vanno aumentando, però non si tratta più di tariffe agevolate, ma si tratta di tariffe normali che servono proprio a recuperare, diciamo, quello che è il costo del servizio. Abbiamo rivisto anche, va bene, per poter fare tutto questo abbiamo aumentato la quota fissa, che la quota fissa è una quota che devono pagare tutti quanti, che prima la legge imponeva, insomma, di abbattere o eliminare quasi del tutto, il che era sbagliato, perché se io ho una casa a Zafferano, una villetta a Zafferano, quando ci vado però voglio l'acqua tutto l'anno. E qual è il costo di questa? Ecco, allora il costo di questa fissa si tratta di 5 euro a trimestre. Okay. Cioè esattamente 1,17 euro, 1,57 euro esattamente a mese, va bene? Quindi si tratta proprio di costi molto bassi, va bene? Consideriamo noi altri che una bottiglia di acqua da 0,50 comprata al bar costa 2,50 euro. Sì. Quindi quando noi parliamo di 1,50 euro al mese per utenza, stiamo parlando, insomma, di nulla, va bene?
Questi però sono cose che sono soldi che servono per mantenere in efficienza la rete, che come diciamo prima la rete è in efficienza non soltanto quando noi apriamo il rubinetto, ma anche quando il rubinetto sta chiuso, perché se la rete non è in pressione poi quando l'utente cerca l'acqua non la trova. Comunque, se dovessero esserci degli servizi o per maggiori informazioni potete rivolgervi anche attraverso il sito www.acoset.com, ci sono anche degli sportelli online, insomma vi occupate un po' di tutto. Un'ultima cosa, prima di salutare il dottor Rizzo e il dottor Fatuzzo, volevo semplicemente chiedere la qualità dell'acqua in questo momento, com'è? Perché l'acqua è un bene comune, molta gente si chiede ma quest'acqua, la qualità, insomma, attualmente com'è? In che condizioni è? La qualità dell'acqua distribuita dai nostri acquedotti è senz'altro una delle migliori in tutta Italia, per il fatto che si tratta di acqua che proviene dalle profondità della terra, è acqua che viene filtrata, acqua piovana, che viene filtrata dai substrati vulcanici. Lei si immagina i più grossi pozzi che noi abbiamo in zona pescano a 400 e 500 metri sottoterra. La qualità diciamo è buona, ottima, e la facciamo verificare tra l'altro periodicamente, vuol dire ogni 15 giorni in più punti per paese, da parte del Dipartimento di Igiene dell'Università, oltre che dei nostri laboratori privati. È sempre risultata buona, ci sono stati in passato qualche problema relativo a delle emissioni di idrocarburi, ma per la vicinanza con dei pozzi, che è successo a Bronte, perché a qualche chilometro di distanza lei sa che ci sono i giacimenti di metano. Il nostro è un territorio vulcanico, qualsiasi movimento della crosta terrestre provoca un riflesso, per cui questo può succedere, ma siamo in grado oggi di porre immediatamente rimedio quando ci accorgiamo che ci sono dei parametri, se ci sono difformi da quelle, sospendiamo il servizio e collegandoci con gli altri pozzi. Devo dire che ultimamente però nulla, tutto è regolare. Possiamo stare sereni. Assolutamente regolare. Allora, state sereni amici in ascolto, l'acqua va bene ultimamente, quindi siamo tranquilli. Ringraziamo Acoset, vi ricordo www.acoset.com per tutte le informazioni relative all'acqua e non solo. Tra l'altro, se mi permette, stiamo portando avanti un servizio di informazione per l'utenza, per cui per alcune fasce, adesso è sperimentale, già quando si creano dei servizi arrivano dei messaggi per telefonino ai numeri che noi abbiamo ovviamente in archivio. Stiamo ampliando anche questo sistema di informazione che dovrebbe entrare a regime entro il prossimo anno. Quindi una grande azienda che sicuramente vi segue. Stiamo automatizzando anche le procedure per i nuovi contratti, per i reclami, per cui addirittura prevediamo per il prossimo anno che non sarà neanche necessario più recarsi presso gli sportelli, ma tutta la fase contrattuale o delle variazioni verrà fatta direttamente a domicilio dell'utente. Quindi comodissimo anche questo. Noi ringraziamo ancora una volta il dottor Giuseppe Rizzo e il dottor Fabio Fatuzzo dell'Acoset per essere stati con noi. Allora facciamo una cosa, andiamo a ripescare insieme una canzone di Lucio Battisti a proposito di acqua. Indovinate un acqua po'? Azzurra. Esatto, acqua azzurra, acqua chiara. Grazie per essere stati con noi e ci risentiamo molto presto, magari più avanti parleremo ancora di questo argomento importantissimo. Acoset, grazie mille, buona giornata, e da Paola 4 è tutto, appuntamento a domani. Buongiorno. Puntuali con stelle di giorno. Grazie Gianchi alla regia, grazie ancora Acoset e tanti auguri ancora al nostro editore. A domani, ciao!